Lei sta scattando la prima foto dell'anno. La prima foto dell'anno 2024, in questa meravigliosa Siracusa. Il sole che bacia il mare nel primo giorno del 2024. La lunga notte di Capodanno è passata, adesso si pensa al nuovo anno. Salute, lavoro, pace sono le richieste più diffuse. Possa esserci una pace nel mondo, innanzitutto. Niente di meglio che iniziare l'anno con una sana passeggiata. Operare per il meglio, con la speranza che anche gli altri operano in tal senso. Sarà un anno in cui bisognerà mettere sempre più mano al portafoglio, dagli alimentari alla telefonia, dall'RC auto alle banche. Per il Codacons gli aumenti potrebbero sfiorare i 1.000 euro a famiglia. Risparmiare quindi potrebbe essere ancora più difficile. Sarà una bella batosta e speriamo che sia almeno contenuta in qualche modo. Abbiamo fatto le abitudini ai rincari, quindi speriamo di sopravvivere anche a questi. Intanto in Sicilia a far girare sempre più l'economia c'è la grande industria del turismo. In queste ore le città d'arte sono invase, da Catania a Palermo, passando per Siracusa. In tantissimi hanno scelto di immergersi nella cultura. Le feste però non sono ancora finite. C'è chi farà ponte addirittura fino all'Epifania. Il meteo dovrebbe remare a favore, con il sole che la farà da padrone almeno fino al 6 gennaio. Tra rincari, turismo e relax, buon anno a tutti. Palermo riparte dal Capodanno, c'era grandissima allerta per il concertone a Piazza Ruggero VII dopo i recentissimi fatti di cronaca, ma tutto è andato per il verso giusto. Tra la musica di artisti locali e quella di Elodie, salita sul palco dopo mezzanotte, i 10.000 del Politeama hanno brindato al nuovo anno tra sorrisi e allegria. La musica ha quindi accompagnato i palermitani verso il 2024, ma non solo il megaconcerto del Politeama. Palermo ha festeggiato con giochi pirotecnici l'arrivo del nuovo anno in ogni quartiere. Nonostante l'ordinanza del sindaco che aveva vietato l'accensione di fuochi d'artificio, la città alla mezzanotte si è colorata così. Palermo può essere e diventare sempre migliore, ha detto il sindaco Roberto Lagalla, e quello che emerge vedendo una folla così ordinata, con tanta voglia di divertirsi e stare insieme. Migliorare è quello che dobbiamo fare tutti insieme e che stiamo cercando di fare. Una grande festa di intrattenimento e spettacolo. Il Capodanno in Piazza Duomo a Catania ha richiamato migliaia di persone turisti che hanno scelto il capoluogo etneo per iniziare il 2024. A dare il via allo show, presentato da uno straordinario Ruggero Sardo e dalla splendida Chiara Esposito, le performance live di Elena Manuele, Soap e la cantautrice catanese Anna Castiglia, rivelazione di X Factor. Ma io mi siddio a fare poppetta. A seguire il concerto del crooner catanese Mario Biondi, che assieme alla sua band ha emozionato e scaldato il pubblico con i più grandi successi del suo repertorio fino al brindisi di mezzanotte. Il Capodanno catanese è stato raccontato con una lunga diretta partita alle 20:30 su Antenna Sicilia e sulla siciliaweb.it, condotta da Roberta Lunghi, che dal backstage, assieme ad un parterre ricco di ospiti, ha ripercorso i fatti più importanti dell'anno che stava per concludersi, e da Eva Spampinato con collegamenti tra il pubblico della piazza. Dopo il brindisi, a dare il benvenuto al nuovo anno, il super ospite della serata, Tananai. Ti regalerò una rosa, solo il cuore amore, ma se mi guardi con quegli occhi che mi guardano nei miei, sai che mi vado sotto, vado down, 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 down. Disattese le ordinanze dei sindaci dei più importanti comuni siciliani, i divieti erano arrivati dal primo cittadino di Palermo Lagalle e di Catania Trentino. Nella città etnea non si poteva far esplodere botti dalle 12 del 31 fino al mezzogiorno dell'1, eppure alla mezzanotte, anche prima e dopo, parecchi cittadini hanno festeggiato a loro modo l'inizio dell'anno anche attraverso l'uso di petardi e materiale pirotecnico. A Catania ha ferito un 49enne ricoverato al Trauma Center dell'ospedale Cannizzaro, dove è stato trasportato in codice rosso. L'uomo, di origini straniere, ha riportato ferite al volto e agli arti
morti a seguito dello scoppio di un petardo. Nello stesso ospedale catanese ricoverate altre 3 persone con traumi vari per l'utilizzo di botti. Obiettivo sicurezza centrato con controlli serrati durante le manifestazioni in piazza in tutte le località dell'isola. A Palermo gli effetti del Capodanno si mischiano a quelli dei rifiuti non raccolti. Notte di incendi provocati dai giochi pirotecnici lanciati sui cumuli di spazzatura nei quartieri periferici CEP, Sperone e Bonagia. Scoppi in città e in provincia. A Messina tanto fumo ma soprattutto tanta paura a pochi minuti dall'inizio del nuovo anno in Viale Margherita a causa di un petardo scoppiato all'interno di un'abitazione. Si è innescato un incendio che ha arrecato grossi danni, nessun ferito per fortuna. In Sicilia si sono registrati 52 interventi dei vigili del fuoco riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno. Dal bilancio dei botti a quello delle strade, nella notte del primo dell'anno si è registrato un incidente mortale a Belpasso. A perdere la vita un 26enne del posto alla guida di una Peugeot 107 in via Valcorrente, si è schiantato contro il guardrail. Il passeggero, un 25enne anche lui di Belpasso, è rimasto ferito. Non sono stati coinvolti altri mezzi, sono intervenuti sul posto il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo dalle lamiere dell'auto. Isabel in braccio a nonna Lucia sembra già sorridere alla vita. Giorgia dorme beata accanto a mamma Angela. A Catania salutano il nuovo anno 2 bambine, Giorgia e Isabel, nate entrambe al Garibaldi Nesima allo scoccare della mezzanotte. È mezzanotte, c'è stata una festa. È stato molto emozionante, molto bello. Che augurio si sente di fare a questa bimba che si affaccia al 2024 così serenamente, sta dormendo tranquillamente nella sua culletta? Con l'augurio che possa trovare un mondo migliore, possa realizzare tutti i suoi sogni. E papà Gabriele? Ieri l'ho visto innamorato. Appena se la lavavano, lui era messo lì che se lo guardava, se la coccolava. È diversa, è una femminuccia. Grande festa a casa di Forte. Sì, ora non vediamo ora di uscire, festeggiamo realmente il 31 e il 1 gennaio lo festeggiamo appena lei esce dall'ospedale. Contemporaneamente nasceva Isabel che si trova nella stanza accanto. Nonna Lucia la aspettava con ansia, è la prima nipote. È bellissima, è una bellissima emozione, qualcosa di stupendo veramente. Cosa augura a questa bimba? Tanta serenità, tanta felicità e tanta benedizione del nostro Signore Dio. 2 sale parto e 2 equip contemporaneamente impegnate dunque al Garibaldi Nesima. Un momento magico per la madre e per il papà e per il neonato, perché ovviamente è giusto accogliere la nascita, quindi la vita, col meglio. Cerchiamo di dare importanza a quella che è la centralità della donna, non dimenticando mai che la vera protagonista del momento del parto è la donna e insieme alla donna nasce una famiglia, quindi cerchiamo di sostenere anche la genitorialità. La magia della prima alba dell'anno nel Parco della Neapolis. Teatro, culto, letteratura e musica a Siracusa si fondono in Astolfo, Cyrano e le Lune. Uno spettacolo ideato da Pietrangelo Buttafuoco con il neodirettore artistico Lello Analfino e Salvo Piparo. Va alla ricerca del senno, quello che ha interrogato da sempre i poeti, quello che interroga quotidianamente ognuno di noi sempre in bilico, in quella sorta di giostra che Luigi Pirandello seppe descrivere nella triplice chiave, quella della corda civile, della corda seria, della corda pazza, che si iscrive in un'unica sfera, la luna. Catanese di nascita, romano d'adozione. Nonostante ciò, Buttafuoco ha sempre la Sicilia nel cuore. Lo spettacolo è andato alla grande. Per lui il nuovo anno inizia bene. È un inizio che deve essere costruito con la consapevolezza di un contesto internazionale difficilissimo e con la consapevolezza che comunque la nostra storia, la nostra Italia, ha un giacimento inesauribile. Intellettuale dichiaratamente di destra, giornalista e scrittore, da sempre contro il pensiero unico. Da poco il ministro Sangiuliano lo ha nominato presidente della Biennale di Venezia. E come si dice, se chi ben comincia è a metà dell'opera, il grande successo dello spettacolo fa ben sperare.
Calciomercato si parte, quasi 4 settimane dal 2 gennaio per rafforzare le squadre o riparare agli errori, dipende dai punti di vista. Il Palermo al momento si muove solo sul fronte cessioni, Edoardo Soleri non sta trovando tanto spazio dopo l'inizio in cui Corini aveva puntato su di lui nei finali di partita, facendolo subentrare in 10 delle prime 13 gare. È tentato da altri club di Serie B, tra cui il Pisa. Potrebbe lasciare il Palermo a gennaio anche Valente, che ha trovato spazio con il contagocce. Il Catania comincia la preparazione in vista della partita di Crotone che aprirà il 2024 il 7 di gennaio. Lucarelli conta di recuperare Bois e Sperendi Carmine, anche perché dall'attacco deve arrivare il colpo di mercato più atteso nel ruolo di punta centrale, proprio per dare fiato e minuti al centravanti toscano che ha già saltato parecchie partite per infortunio. Pronto Cicerelli, arriverà un innesto a centrocampo. Sul fronte cessioni viene fuori anche il nome di Lorenzini. Il Messina riprenderà sempre il 7 in casa con l'Audaci Cerignola, rescissione dei contratti con il difensore Matteo Darini e l'attaccante Andrea Zammit, poco impiegati nel girone d'andata. Salgono quindi a 4 i calciatori già ceduti, perché Zammit e Darini si aggiungono al difensore Michele Ferrara e al secondo portiere Jacopo De Matteis. Sul fronte arrivi si allena con il Messina il trequartista Ander Leonardo Pedicillo dalla primavera dello Spezia, che sarà ufficializzato dal club giallorosso.